Buongiorno, ben ritrovati in diretta con Focus TG, tutte le notizie dal Veneto, dal nostro territorio, anche dal Friuli Venezia Giulia, con tutte le nostre redazioni distribuite sul territorio. Oggi partiamo da un gravissimo, anzi da due gravi incidenti stradali in poche ore in A4 con un bilancio drammatico. Il primo nella notte, poco dopo le 2 in direzione Milano, prima dell'uscita di Spinea. Un 46enne campano ha perso la vita schiantandosi con la sua auto contro un mezzo pesante che era fermo sulla piazzola di sosta. L'autista della macchina avrebbe oltrepassato il confine della corsia autostradale andando a invadere la piazzola dove era parcheggiato un tir, tamponandolo e finendo la corsa sotto al mezzo pesante. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. Il secondo schianto questa mattina all'altezza di Cessalto, dove un tir si è schiantato contro una bisarca. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarne dall'abitacolo uno degli autisti rimasto incastrato a seguito dell'impatto. L'uomo, sempre cosciente, è stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario del SUEM 118, intervenuto anche con l'elisoccorso. Inevitabili i disagi al traffico, sono tratti maledetti di questa autostrada con continui incidenti. E una giornata in mountain bike sulle montagne del Trentino si è trasformata in tragedia ieri pomeriggio a ridosso della Valsugana. Francesco Scibetta, 55 anni, di Vicenza, è precipitato per decine di metri lungo un dirupo mentre percorreva una strada forestale sopra Cinte Tesino. A dare l'allarme è stato il figlio diciottenne che lo precedeva. Purtroppo sono stati inutili soccorsi particolari da Ivano Tolettini. Doveva essere un'escursione in mountain bike tra padre e figlio e si è conclusa invece con una tragedia. Francesco Scibetta, 55 anni, di Vicenza, ha perso la vita ieri pomeriggio sulle montagne del Trentino, precipitando in un dirupo mentre percorreva una strada forestale sopra Cinte Tesino che collega con Grigno. L'incidente è avvenuto in un tratto particolarmente stretto del percorso, lungo il sentiero Passetto, dove la strada si restringe fino a diventare un sentiero in discesa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della bicicletta finendo fuori dal tracciato e precipitando per circa 80 metri lungo il versante. A lanciare l'allarme è stato il figlio, diciottenne, che pedalava davanti al padre. Non vedendolo più arrivare, è tornato indietro ed ha scoperto che l'uomo era scomparso dal sentiero. Immediata la chiamata al 112 con l'intervento dell'elicottero del soccorso alpino, dei tecnici della stazione di Tesino, dei vigili del fuoco e del personale sanitario. Le operazioni di ricerca sono state particolarmente difficili per la fitta vegetazione e la conformazione impervia del terreno. Dopo circa un'ora il corpo del ciclista è stato individuato nel fondo del dirupo, in una zona boscosa e difficilmente accessibile. Per Scibetta purtroppo non c'era più nulla da fare. La salma è stata recuperata con il verricello dall'elicottero e trasferita a Cinte Tesino, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica della tragedia. La Procura di Trento ha aperto un fascicolo, una tragedia che riporta alla memoria il drammatico incidente avvenuto meno di 2 mesi fa sulle montagne del Pasuvio, dove persero la vita alcuni giovani alpinisti. Servizio di Ivano Tolettini, vediamo 2 notizie dal Gazzettino, sono notizie che ovviamente di cui ci occuperemo durante questa edizione con i collegamenti in diretta dei nostri inviati. Vediamo la prima pagina del Gazzettino con queste 2 notizie che vediamo coperte dalla pubblicità. Operaio colpito in testa da una trave in Corso Garibaldi. A Pordenone l'incidente sul lavoro durante le operazioni di restauro del palazzo storico. E poi l'altra notizia è questa: le case abusive che il comune vuole comprare a Ponzano e rivendere alle famiglie rom. Il sindaco a batterle vorrebbe dire pagare l'alloggio a chi ci vive. E sui nomadi e sui problemi che creano in diverse città dove aumenta il degrado, andiamo in diretta a Vicenza da Daniele Garbini e da Simone Squarcina, perché il problema degli accampamenti dei nomadi improvvisati nei parcheggi sta
si sta aggravando. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo tra il quartiere Santa Bertilla e il Mercato Nuovo e con me Raffaele Colombara, consigliere comunale. Buongiorno, buongiorno. Ecco, poco fa si è svolta la conferenza stampa proprio per un'iniziativa e starà preparando proprio a breve, adesso ci racconterà il consigliere, una cronistoria insomma, di questo luogo in particolare. Siamo in via Periz, un parcheggio a ridosso di un supermercato in una zona diciamo calda, siamo poco lontani dal Villaggio del Sole e dicevamo anche Santa Bertilla. Qui la presenza molto spesso di un vero e proprio campo non esiste, di nomadi, ma esistono delle aggregazioni temporanee che però comportano di camper, di elementi che insomma creano disturbo, creano disagio, anche perché queste presenze si lavano proprio all'aperta, insomma il degrado, anche sotto gli occhi dei residenti, soprattutto nelle fontanelle, insomma viene usato in maniera assolutamente impropria un parcheggio che dovrebbe essere destinato semplicemente agli appartamenti. Ecco, siccome questa zona poi è stata anche, parliamo del Villaggio del Sole, anche oggetto di un'ordinanza in base anche alla nuova normativa che consentiva proprio di impedire o comunque di regolamentare in maniera rigida la sosta, si pone il problema di questa zona in particolare che è la più vecchia, adesso ci dirà, ma anche per altre zone come questa, per esempio di installare queste limitazioni, queste barriere anti-camper proprio per insomma, impedire fisicamente l'attività. Quanto grave è il problema a Vicenza e in particolare questa situazione? Ma guardi, siamo qui proprio perché qui c'è la prova che un problema che era sentito moltissimo in questo quartiere è stato risolto. È lo stesso problema che i residenti, i commercianti di Via Lanza stanno lamentando, lo lamentavano anche 10 anni fa. E allora cosa è successo e che cosa si può fare? Questa è la ragione per cui siamo qui e anche per altre zone della città che sono interessate da questa questione. Qui ci sono dei dissuasori che sono stati appunto a seguito di interpellanze, di richieste di cittadini con l'amministrazione di allora, sono stati messi. Da allora insieme ai controlli non è stato più necessario fare niente perché la zona non è più stata interessata da questo fenomeno. La zona di Via Lanza come altre sono oggetto di controlli, sono centinaia di controlli che vengono fatti, ordinanze eccetera, però poi alla fine il problema non si risolve, no? È stato solo spostato. E invece servono, abbiamo visto che il controllo insieme però a misure stabili come queste ha portato a dei risultati. Allora in Via Lanza cosa si può fare come in altre parti? Si può vedere di installare, se ci sono le condizioni, questi dissuasori. Per quale ragione non era stato possibile all'epoca? All'epoca io ho una relazione, c'è una relazione del 2017 della mobilità in cui si diceva che tecnicamente era possibile installarli, c'erano ragioni di carattere amministrativo e appunto amministrativo che impedivano questa cosa ed è quello che lei fa riferimento a quell'ordinanza che oggi è entrata in vigore e che permette appunto alle amministrazioni di entrare su questa questione. Ed è quello un aspetto, quindi chiedo all'amministrazione di valutare questo e poi c'era un altro aspetto che era legato al fatto che quella era un'area privata ad uso pubblico, aggiungo io non ancora però acquisita al patrimonio comunale perché è stata da poco finita. Allora io chiedo a distanza di 10 anni di verificare se non ci sono oggi le condizioni perché questo possa passare al patrimonio comunale e quindi procedere e nella direzione appunto di un intervento. Ecco, in questa discussione, in questo dibattito che lei si immagina probabilmente anche di provocare in Consiglio Comunale, quali sono le soluzioni? Perché comunque i cittadini periodicamente anche a noi insomma, segnalano e notiamo e ci fanno notare questi episodi anche non solo di sospetti ma anche di aggressioni o comunque di spettacoli poco piacevoli. Ecco, quale si aspetta? È un bilancio anche positivo? Ricordiamo un'ordinanza che ha un carattere transitorio e va poi rinnovata. Potrebbe essere lo strumento o si passa a questi elementi fisici? Secondo me la soluzione è quella di combinare insieme questi due elementi, bisogna che ci siano sempre i controlli, il controllo è fondamentale, prima bisogna naturalmente che ci siano le norme attraverso le quali fare i controlli, però ci servono anche degli elementi fisici come in questo caso che lo vediamo, qui non c'è più parcheggio di quel genere. Allora io credo che un'azione combinata sia importante perché l'obiettivo alla fine, ricordiamolo, siamo in quartieri residenziali e commerciali, noi dobbiamo tutelare le persone che ci vivono, che abbiano una qualità della vita
normale, insomma, no? Non assistano a certi spettacoli, ma anche dall'altra parte è importante che ci siano tutele e un controllo di bambini che vengono lasciati per strada, che hanno bisogno di un percorso di scolarizzazione, e anche di queste famiglie, di un rapporto sociale. Quindi credo che, come sempre, le cose vanno tenute insieme. Certo, siamo in un punto in cui un'esperienza di 10 anni ha dato i suoi risultati. Chiediamo all'amministrazione di valutare bene se ci sono le condizioni di portarlo anche in altri posti. Allora, ringraziamo il consigliere comunale, seguiremo la vicenda. Ecco. Sicuramente, io adesso a breve presenterò un'interpellanza appunto per chiedere queste cose. Esatto, queste richieste. Va bene, direi che per il momento allora, direttore, da Vicenza è tutto, seguiremo la vicenda, a voi la linea. Grazie molte Daniele Garbini e Simone Squarcina per la parte tecnica, consigliere Colombara, loro ospiti. Adesso andiamo in diretta da Christian Arboit e da Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, perché ci sono raid dei ladri a Nervesa della Battaglia, in zone limitrofe, sono state prese di mira anche 2 tabaccherie. In diretta Christian Arboit, a te Christian. Sì, direttore, buongiorno da Nervesa, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Stiamo tentando di ricostruire la notte di follia che si è consumata qui a Nervesa della Battaglia. Tante le case visitate, non solo le case, anche le attività commerciali. È successo alla tabaccheria del centro, siamo appena stati, sono state rubate tante sigarette, ma non solo, è stato asportato anche un cambiamonete. Sono state colpite poi anche diverse abitazioni. Siamo qui a ridosso del centro, una collaterale di via Generale Gandolfo, e con noi c'è una vittima, la signora Silvia, che preferisce non farsi inquadrare. Noi rispettiamo chiaramente la sua volontà. I ladri se li è trovati in casa, diciamo, non li ha visti fortunatamente, ma voi eravate in casa quando i ladri sono entrati in azione, signora Silvia? Sì, eravamo a casa. Ci siamo accorti solo salendo il piano di sopra per andare a letto che le porte delle camere erano state chiuse, e aprendole, già sembrava strano, aprendole abbiamo trovato tutto per terra, quindi hanno aperto cassetti e armadi e tirato fuori tutto. Quindi hanno fatto il disastro mentre voi stavate guardando un film? Eravamo ancora a cena, mangiamo tardi. Quindi al piano di sotto? Sì, in corrispondenza proprio delle camere al piano sotto, e non abbiamo sentito proprio nulla. E anche il vostro cane, che è un cane di grossa taglia, non si è accorto di nulla? No, non si è accorto di nulla, non ha né abbaiato né dato segnali di disagio per presenza estranea. Cane che di solito invece... la sensazione nei te che appunto loro, diciamo, il giorno dopo c'è il sospiro di sollievo perlomeno di non esserseli trovati davanti. Esatto, la paura più grande è di venire aggrediti o di essere minacciati fisicamente. Per fortuna non ci siamo accorti di nulla, tanta paura quando ce ne siamo resi conto. Tanto lavoro per rimettere a posto perché non abbiamo praticamente dormito. Guardiamo il lato positivo, insomma, non si è fatto male a nessuno. E poi hanno colpito anche in altre case, risulta anche a lei? È la conferma che ci hanno dato i carabinieri al telefono quando li abbiamo contattati ieri sera stessa. Case, e appunto aggiungo, ripeto, direttore, anche delle tabaccherie, una tra l'altro a paese, quindi potrebbe essere stata la stessa banda. Probabilmente professionisti, se non si sono fatti sentire. Signora Silvia, qual è la sua idea? Per fortuna è la prima volta che ci succedeva, quindi un'idea non ce l'ho, ma probabilmente molto agili e molto bravi, abituati a fare furti di questo tipo, sì. Grazie signora Silvia, gentilissima davvero. Questa è una delle testimonianze. Chiaramente stiamo tentando con Nicoletta di ricostruire questa notte particolarmente concitata qui a Nervesa, ma non soltanto a Nervesa. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Per il momento è tutto. Direttore, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea da Nervesa. Grazie molte, grazie. Continuano le razzie, non c'è tregua e mancano le risorse per far fronte a questi assalti. Sono in genere bande predoni dell'est, ci sono anche italiani ovviamente che fanno parte di questi blitz nelle abitazioni private. Avete visto anche prese di mira delle tabaccherie.
Andiamo a Padova da Valentina Visentini e da Federico Cibotto per la parte tecnica, perché un rifugiato politico ha preso a pugni dei passanti nel centro della città, è stato subito espulso. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore. Attimi di paura quelli che si sono vissuti ieri mattina intorno alle 11 qui, proprio nel punto dove mi trovo, quindi tra Piazza della Frutta e via Marsilio da Padova. Tra queste vie piene di negozi, affollati anche di tanti turisti, ieri mattina un 34enne rifugiato politico nigeriano ha colpito con un pugno fortissimo all'addome un 37enne padovano che stava uscendo da un negozio. Un'aggressione senza un motivo apparente di estrema violenza, vista da appunto tanti passanti ma anche da tanti negozianti che sono intervenuti. Ad intervenire in modo insomma anche robusto un 42enne che non ha esitato ad aiutare questo 37enne, ha cercato di fermarlo ma è stato anche lui colpito con un pugno ad un occhio e preso a sputi da questo 34enne che era in evidente stato di agitazione. I commercianti hanno cercato di intervenire allertando la polizia, che è arrivata subito qui e ha bloccato questo 34enne. Si tratta appunto di un nigeriano con lo status di rifugiato politico, arrivato in Italia nel 2014, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, non qui a Padova ma in altre città, soprattutto a Roma, dove nel 2021 era stato protagonista di una violenza sessuale, aveva palpeggiato una donna all'interno di un locale, aveva aggredito sempre a Roma dei dipendenti di un fast food, ma ha nel suo curriculum anche reati come spaccio, furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui il questore di Padova, Marco Doriso, visto insomma il profilo e la pericolosità, ha deciso la misura del foglio di via, è stato espulso dalla città di Padova per 4 anni, ma non solo, il questore ha fatto richiesta all'ufficio immigrazione, che a sua volta interpellerà il provveditorato territoriale per attivare tutte le procedure per la revoca e la revisione dunque dello status di rifugiato politico. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte Valentina Visentini e Federico Cibotto. Vediamo adesso due quarantenni di origine albanese che sono stati portati in carcere. La notte del 1° luglio avevano tentato di uccidere un connazionale che voleva uscire dal giro dello spaccio di stupefacenti nel Milanese. Li hanno identificati e arrestati i militari dell'Arma, i carabinieri. Di solito sento sempre queste cose qua, anche di notte fanno sempre casino di voci, anche al mattino presto. Però ieri sera ho sentito queste cose qua, insomma. Ho sentito una cosa che ho sentito dire che diceva vai via altrimenti chiamo i carabinieri. Questo ho sentito, basta, non ho sentito altro niente. Invece i due avevano alzato l'arma da fuoco e sparato all'uomo che stava rincasando con la fidanzata dopo una serata. Un colpo dritto alla testa che ha ferito il giovane tra la spalla e il collo. Si trovano ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da sparo il 44enne e il 39enne di origine albanese, ritenuti responsabili dell'agguato al connazionale la notte del 1° luglio. A ricostruire i movimenti dei due assalitori, i carabinieri di Mestre con il nucleo investigativo del Comando di Venezia e un'unità cinofila di Torreglia che hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere. Il movente del tentato omicidio, l'organizzazione della rete di spaccio nel Milanese da cui la vittima pare volesse tirarsene fuori. Decisione che i due indagati non condividevano, da qui le minacce di morte iniziate già a febbraio fino all'aggressione del 1° luglio. I due uomini sono stati portati, uno alla casa circondariale di Venezia e l'altro a Padova. Le indagini erano scattate la notte stessa dell'agguato. I carabinieri avevano trovato a casa i due uomini e nelle loro auto munizioni dello stesso calibro del colpo che aveva ferito la vittima, nonché materiale riconducibile a una presunta attività di spaccio. Servizio di Edi Kaliman, torniamo ai furti perché non c'è tregua, come vi dicevo. Nella notte è stato tentato una irruzione in una villetta in via Bortolan a Treviso, i ladri in fuga inseguiti dalla polizia.
Vediamo i particolari in questo servizio di Marta Marangon. Alle 3 sono venuto come tutte le mattine a fare il pane e la polizia poco dopo mi ha avvertito che dei malviventi hanno fatto irruzione in una villa qui vicino e di chiudermi dentro il negozio, in laboratorio, perché sembrerebbe fossero sporchi di sangue. Notte agitata in via Bortolan, laterale di viale Luzzati, a poche centinaia di metri dalle mura di Treviso, per l'ennesimo raid dei ladri nella Marca assediata dai furti. A raccontare l'accaduto il titolare del forno, che come ogni mattina era appena arrivato in laboratorio per fare il pane. I malviventi hanno cercato di entrare in una villetta ma hanno fatto scattare l'allarme, cosa che ha svegliato i proprietari. Non è chiaro se nella fuga o nel tentativo di effrazione uno dei ladri si sia procurato una ferita. Subito sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti che si sono messi alla ricerca dei ladri, ma i malviventi sono riusciti a scappare. Solo una vicina ha sentito dei rumori. Gli altri, chiusi in casa con l'aria condizionata, non si sono accorti di nulla, salvo scoprire al mattino il tam tam degli avvisi sui social. Non è la prima volta che i ladri prendono di mira questa via, in un quartiere residenziale di villette a 2 passi dal centro. E resterà chiuso ancora per quasi 2 mesi il bar di via Chiesa Nuova a Padova, diventato negli ultimi tempi un punto di riferimento per spaccio e criminalità. Il TAR del Veneto ha respinto il ricorso del titolare, confermando in pieno la sospensione della licenza che è stata disposta dal questore Marco Odorisio. Il locale dovrà restare chiuso per altri 51 giorni. Il TAR del Veneto dice no al titolare del bar di via Chiesa Nuova a Padova e conferma la sospensione della licenza per 60 giorni disposta dal questore Marco Odorisio ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Una decisione arrivata dopo mesi di controlli della squadra mobile e dell'ufficio prevenzione generale. Il locale, secondo gli accertamenti, era diventato il luogo abituale di frequentazione per persone con precedenti penali per droga e reati contro la persona e il patrimonio. Determinante l'arresto del 23 maggio scorso per detenzione di cocaina e hashish e ritrovamento di frammenti di droga su un tavolo vicino al bancone, sempre presidiato da un addetto alla somministrazione. Nella ricostruzione hanno pesato anche le segnalazioni dei cittadini arrivate tramite l'app YouPol. Il provvedimento era scattato la sera del 26 maggio, 9 giorni dopo il titolare aveva ottenuto dal TAR la sospensiva e riaperto il locale. Ma il 1 luglio i giudici amministrativi hanno bloccato il ricorso e ieri pomeriggio la polizia ha notificato la sentenza al gestore. Dei 60 giorni previsti, il bar ne aveva scontati solo 9, dovrà restare chiuso quindi altri 51 giorni. Servizio di Francesco Rattai, andiamo avanti con i Notav, sono terroristi e vanno usati i cecchini, così ha detto a Ring su Antenna 3 il deputato trevigiano di Futuro Nazionale Gianangelo Boffa e ovviamente è scoppiata la polemica. Sentiamo. Nei paesi normali, gente come quella, con bombe che sono imbottite di chiodi, di bulloni, che possono uccidere i poliziotti, ci vogliono i cecchini che accompagnano i poliziotti e chi si permette di tirare una bomba contro un poliziotto deve essere seccato sul posto. Quello è un terrorista. È un terrorista, sta parlando di uccidere... terrorista, i poliziotti devono andare armati alla pari perché sta se le persone... parlando di uccidere una persona, dai. Si parla di bombe e Gianangelo Boff la sua la sgancia poco prima delle 22 in uno studio di Ring che resta interdetto perché a parlare non è un semplice tesserato trevigiano di Futuro Nazionale ma un parlamentare, un deputato a stretto contatto con i vertici e con Roberto Vannacci. Il tema caldissimo è quello della guerriglia Notav in Val di Susa, devastazione e 120 poliziotti feriti, al momento quasi 1500 attivisti, molti stranieri, identificati, 4 fermati. Scene che provocano in poche ore lo sdegno di tutti i partiti, oltre che la rabbia degli stessi abitanti della Val di Susa, ormai stanchi. Per Boff, la difesa delle forze dell'ordine passa attraverso i cecchini. Noi mandiamo i nostri poliziotti con gli scudi fumogeni di fronte a gente che gli tira contro delle bombe. Sì, ma di non cosa può stiamo dire parlando? è un omicidio. Quello non che lei sta dicendo, non è un ho omicidio. capito, va bene, se uno non fa il terrorista, ma non può dire vittima. una cosa del genere. Se poi Vannacci va a gestire l'interno o la sicurezza, no? Non potete andare con questa
ricetta, sparare alle persone, capisci? Chi aggredisce cioè, le forze dell'ordine con armi è un'altra cosa. Non possiamo mandare i poliziotti con le margherite. Ma lei ha parlato di cecchini. La violenza di chi devasta o aggredisce le forze dell'ordine va sempre condannata, ma la deriva autoritaria di queste parole va fermata prima che sia troppo tardi. Il commento in queste ore del capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Regione, il primo a reagire in studio. Questa destra non si allei con questa gente, perché sennò è complice, no? Negano il femminicidio, sono razzisti, dicono che le persone omosessuali non sono normali, adesso dicono che dobbiamo cecchinare chi manifesta. Ragazzi, qua siamo oltre, qua non c'è più un argine. Io mi ricordo che quando Gio Formaggio era dentro Fratelli d'Italia e diceva delle cose assurde, quando è stato condannato per razzismo, quando poi ha detto che i gay devono pagare una tassa per finanziare la famiglia tradizionale, il partito gli diceva basta. Adesso non c'è più un argine. Lo Stato va difeso, ma lo Stato non uccide. Un conto è isolare i violenti, che è assolutamente corretto, un altro è parlare di cecchini. La vita umana ha un valore, quindi mi sembra che questo dibattito si sia un attimo spostato su dei valori che io non condivido. Un certo imbarazzo traspare in studio soprattutto dai possibili futuri alleati del centrodestra. Mario Conte cerca di riportare tutto nell'alveo del dibattito politico. Io credo che la politica abbia il dovere di riportare il dibattito sul binario della democrazia. Verranno indagati, hanno commesso dei reati anche gravi e spero che ci sia una conseguenza che sia adeguata a quelle che sono le loro responsabilità. Resta un punto: quanto delle parole di Boff trovano sponda tra i vertici di Futuro Nazionale. Questa idea qua ne avete discusso? Cioè, ma perché? Cioè, perché? Avete visto? Perché? Cioè, lei è parlamentare di Vannacci. Cioè, perché? avete visto quelle immagini lì e vi siete iscritti nella chat, ha sentito il generale. No, mi deve dire se questa roba è condivisa. Non l'avete condivisa. 100. Non l'avete condivisa. Ma non è una proposta shock. Dobbiamo difendere le nostre forze dell'ordine. Ma non possiamo su mandare questo io vorrei vedere chi non è d'accordo. Ma non è certo sui cecchini. E così a Ring su Antenna 3 con il nostro vice direttore Federico Ferdinando Avarino, che ha avuto il suo da fare per cercare di evitare l'istigazione alla violenza, perché di questo si tratta quando si chiede che ci siano i cecchini in azione. Ovviamente polemiche anche in Consiglio regionale con il centrodestra che attacca, parole irricevibili per ottenere consensi, e il Partito Democratico che chiede che Boff si scusi. Sono gravi le affermazioni di Boff? Beh, sono gravissime, bisogna che tutto il mondo della politica prenda distanze da affermazioni di questo tipo, è una deriva autoritaria veramente senza senso. Penso che si debba scusare pubblicamente e capire la gravità enorme delle frasi che ha pronunciato. Cosa pensa delle affermazioni di Boff? Che sono irricevibili e sono drammaticamente irricevibili. Perché l'ha detto secondo lei? Ma perché all'interno di Futuro Nazionale c'è la gara a chi è più cattivo. Insomma, Boff io me lo ricordo, non gli faceva mai anche un gatto, adesso improvvisamente è diventato l'uomo, no, della paura, c'è la gara a chi la spara più grossa, a chi è più cattivo. C'è questa cosa qua per avere un posto al sole. È stata un'uscita sicuramente fuori luogo, una sparata, come ne abbiamo viste tante negli ultimi periodi. Ovviamente si cerca il consenso a tutti i costi perché fra un anno ci sono le politiche, però ecco, dobbiamo tornare tutti con i piedi per terra. Sicuramente è bene ricordarlo, quei manifestanti sono dei manifestanti che in passato si sono dimostrati aggressivi, violenti, anche e soprattutto nei confronti delle forze dell'ordine. Mio padre, come sapete, è un poliziotto, mi ha sempre insegnato il senso dello Stato e soprattutto che le forze dell'ordine non sono dei giustizieri, ma appunto difendono lo Stato e rappresentano lo Stato con la divisa. Quindi a giudicare sono i giudici. Noi siamo distanti da qualsiasi tipo di violenza nelle manifestazioni e siamo distanti anche ovviamente a chi usa violenza verbale per esagerare nelle cose. C'è un problema in questa ricerca di un populismo di destra sempre più esasperato. Penso che sia veramente pericoloso e grave perché si soffia, si mette benzina su dei problemi reali che ci sono, invece che cercare insieme di trovare soluzioni si fomenta una guerra di l'uni contro gli altri. Nel centrodestra c'è un serio problema di deriva populista verso destra.
Sarebbe un errore drammatico, perché noi non dobbiamo rincorrere nessuno, perché la nostra storia, la nostra esperienza, i nostri amministratori, quel simbolo che ci rappresenta, non hanno bisogno di rincorrere nessuno. E ieri in Consiglio regionale lo scontro tra Zaiani e Salvignani, di cui hanno dato conto oggi i quotidiani locali. Noi ne abbiamo parlato ieri sera in esclusiva, perché abbiamo dato conto di quanto aveva detto in Consiglio regionale Roberto Marcato, che ha rimproverato ai suoi capigruppo, cioè ai capigruppo del centrodestra, di non avere difeso la precedente amministrazione sul fronte dell'approvazione del bilancio. Ci sono state critiche durissime da parte dell'opposizione, alle quali secondo Marcato si doveva rispondere in qualche modo. Addirittura Marcato ha detto: se noi siamo scomodi, cioè noi Zaiani siamo scomodi, ditecelo che togliamo il disturbo. Su questo ovviamente abbiamo indugiato ieri a Focus. Sentiamo cosa ha detto tra gli altri ospiti Leonardo Padrin, che è l'esegeta del centrodestra. Sentiamo. Di maggioranza, perché altrimenti rischia di passare solo come un nostalgico, e poi, appartenendo lui a un gruppo politico, sicuramente quel gruppo politico ha condiviso delle scelte, ma mi sembra un atto di nervosismo più che una critica politica, perché la critica politica entrava nel merito. Ma ripeto, mentre la minoranza ha diritto, secondo me, perché essendo minoranza queste sono proposte della maggioranza, ha diritto di criticare anche in modo generico. Uno di maggioranza o è puntuale o altrimenti è vittima di un proprio travaglio interno. Grazie Padrin. Ovviamente c'è molta tensione elettorale, anche perché Marcato è candidato alle prossime elezioni amministrative di Padova. Credo che le candidature si presentino 60 giorni prima, direttore. Adesso... Vabbè, questo era ieri sera la puntata di Focus con Leonardo Padrin e gli altri ospiti. Abbiamo fatto con grandi ascolti, quindi grazie ai nostri telespettatori sempre fedelissimi. Adesso andiamo in diretta da Vanessa Banzato e Andrea Benetti ad Asolo, perché si parla del Pedemontana Fund, e cioè 3,5 milioni da parte di 13 comuni per sostenere le imprese di quella zona del Veneto. Andiamo da Vanessa Banzato, a te. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Hai detto bene, questo importante progetto che coinvolge l'IPA, Terre Asolane, Montegrappa, 13 comuni, una cosa come 80.000 abitanti, 8.200 aziende, e viene attraverso questo lavoro in sinergia tra comuni, associazioni di categoria e la Banca Terre Venete, viene dato questo supporto importante alle aziende del territorio, soprattutto alle piccole e medie imprese, che sono un po' il tessuto fondamentale dell'economia del nostro territorio. Assieme a me Gianfranco Sasso, che è il presidente di Banca Terre Venete, e Simone Rec, che è il vicepresidente di IPA. Io partirei proprio da lei, vicepresidente IPA Rec, perché si vuole capire un pochino come funziona un lavoro di sinergia, si diceva, tra pubblico e privato, ma come i comuni soprattutto possono contribuire e aiutare le imprese a crescere. Sì, questo protocollo, che io chiamerei anche patto, dimostra che quando il pubblico, quindi i comuni, le amministrazioni comunali, e il privato si uniscono, nascono davvero grandi progetti per uno sviluppo, in questo caso anche sostenibile, del territorio. I comuni intervengono finanziando, mettendo a disposizione da quello che è il proprio bilancio una quota pari ad €1,25 per abitante, e con questa cifra abbiamo raccolto oltre 103.000 euro, che per effetto del moltiplicatore, che è per 14, può andare a finanziare progetti per un massimale di oltre 1.400.000 euro. Questo progetto è biennale, quindi 2026 e 2027. Abbiamo accordato con la Banca delle Terre Venete come istituto del nostro territorio, come istituto che sposa tutte le nostre iniziative, e che ringrazio. Abbiamo accordato un massimale di 3,5 milioni, quindi siamo fiduciosi che l'anno prossimo possa essere rifinanziato per arrivare al plafond totale.
Le imprese che vogliono accedere al credito in questo modo riescono ad avere un tasso fisso migliore di quello che potrebbero avere andando singolarmente, tempi di erogazione, quindi non di risposta, tempi di erogazione certi di 30 giorni dal momento della presentazione della domanda e una garanzia dell'80% grazie ai Cofidi, che sono 4 che siamo riusciti a coinvolgere in questa progettualità. Presidente Sasso, in che maniera la banca può contribuire concretamente appunto all'erogazione di questi fondi per le imprese? Ma il compito della banca, lo abbiamo scritto nel nostro statuto, è anche contribuire per una crescita sostenibile del territorio. Questo progetto va in questa direzione. La banca ovviamente alle imprese, oltre al credito che viene valutato ovviamente, ma un credito agevolato in questi termini sia per il processo di istruttoria sia anche in termini di condizioni economiche. La banca, le aziende apre una relazione, la banca in questo momento sente anche da parte delle aziende la necessità di avere un interlocutore, di avere un riferimento, perché in questa situazione un po' di incertezza le aziende sarebbero restie di investire, però devono continuare a farlo, perché questo territorio ha sempre superato le crisi, ha sempre superato le difficoltà investendo, innovando, e questo ce lo insegna i nostri imprenditori che hanno preceduto e ci hanno scritto nella storia quanto importante sia anche vedere il futuro in questi termini. Sapendo che ogni impresa ha dietro di sé un garante non da poco. Certo, e questo è altrettanto significativo di questo progetto, perché è un progetto che c'è un obiettivo comune da parte dei comuni, da parte degli istituti di garanzia, da parte delle banche, che è quello proprio della crescita sostenibile, lo sviluppo del territorio, anche con obiettivi strategici di sostenibilità, il che significa anche cominciare a orientare le piccole aziende verso dei processi di sostenibilità ambientale da una parte, ma anche all'altra guardare quelle che sono le continuità aziendali delle imprese, avere anche un'attenzione maggiore verso i giovani e verso il capitale umano, perché è sempre più scarso e i giovani hanno bisogno di essere attratti e trattenuti, perché altrimenti questo crea delle difficoltà poi anche di continuità aziendale. Oggi c'è stata la firma tra tutti quanti gli enti coinvolti. Quando partirà il tutto? Il tutto partirà dal mese di settembre e poi proseguirà per tutto il corso del 26 e del 27. Quindi dai primi giorni del mese di settembre le nostre aziende potranno recarsi o in banca o presso il proprio Cofidi di riferimento, che vorrei citare, che sono Cofidi Veneto, Fidimpresa Friul Veneto, Finergis e Trevigian Fidi. Il supporto è anche quello delle associazioni di categoria, del mondo agricolo, del mondo artigianale, del mondo del commercio, perché come si è detto noi abbiamo oltre 8.000 imprese per circa 30.000 addetti, ma l'ossatura è quella delle microimprese, quindi delle imprese medio-piccole che fanno oltre il 90% delle imprese del nostro territorio. Insomma, direttore, hai sentito un lavoro, quando si parla di lavoro di squadra, di lavoro di sinergia, questa volta veramente è un intero territorio che si sta unendo per sostenere le tante piccole e medie imprese che costituiscono, come appunto è stato appena detto, il tessuto economico del territorio. Di conseguenza, insomma, un modo anche per tirare una boccata d'ossigeno e per poter andare avanti, soprattutto per quanto riguarda le imprese gestite da giovanissimi. Per il momento da Asolo è tutto. Direttore, ti ricedo la linea. Grazie molte Vanessa Banzato, e per la parte tecnica Andrea Benetti. Oggi in regia ci sono Francesca Bozza e Francesca Pezzo, Francesca Bozza è una collega, Francesca Pezzo e Andrea Basso. E a proposito di banche, abbiamo visto banche che sostengono le imprese e invece ci sono risparmiatori traditi dalle ex popolari e che adesso chiedono nuovamente i ristori. Vediamo. Alle 14 di martedì 28 luglio il portale Consap ha cominciato ad accogliere le domande di ristoro dei 10.733 risparmiatori traditi dalle ex popolari. Il senatore Pierantonio Zanettin di Forza Italia sottolinea: scatta da oggi la possibilità per i risparmiatori di chiedere il riesame delle domande di indennizzo al FIR che a suo tempo erano state respinte in tutto o in parte.
Sono circa 10.000 i potenziali interessati a questa procedura e dovranno presentare la domanda attraverso il portale Consap. In tutto sono state stanziate dal governo risorse per 80 milioni di euro in 3 anni. Era questa una richiesta che da tempo era stata avanzata dalle associazioni dei risparmiatori e sono davvero contento che anche con il nostro impegno questa richiesta finalmente sia stata esaudita. Andiamo avanti con la collaborazione tra Regione Veneto e Guardia di Finanza che si consolida per garantire una gestione sempre più efficace e trasparente dei fondi europei. È stato firmato a Venezia un protocollo d'intesa che punta a rafforzare la formazione del personale, il monitoraggio delle risorse comunitarie e lo scambio di competenze. È un protocollo con la Guardia di Finanza per attività di formazione che possiamo estendere anche successivamente per quanto riguarda altri ambiti. È un metodo di lavoro che tra l'altro prende in considerazione anche l'istituzione di una cabina di regia che monitorerà protocollo per protocollo l'effettività di quanto scritto. Rafforzare la gestione dei fondi europei attraverso formazione, innovazione e collaborazione istituzionale è questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Palazzo Balbi dal Presidente della Regione Veneto e dal Comandante regionale della Guardia di Finanza. Le istituzioni presenti a diverso titolo sul territorio devono collaborare per innalzare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. Questo significa risparmiare nella spesa pubblica e avere servizi migliori. L'accordo prevede la partecipazione congiunta a corsi, seminari e attività formative con strumenti innovativi come simulazioni operative. Le Fiamme Gialle potranno inoltre approfondire la gestione dei principali fondi europei, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale a quello Sociale Plus. Un occhio di riguardo anche per la gestione dei fondi che arrivano dall'Unione, agli investimenti che la Regione mette in atto e agli appalti di opere pubbliche, in un contesto sempre più appetibile per la criminalità organizzata. Il territorio veneto, essendo un territorio particolarmente ricco, sia per l'economia sviluppata tra le prime in Italia, se non addirittura in Europa, e anche per la presenza molto efficiente di istituzioni pubbliche che spendono in lavori pubblici molto, è chiaro che è un territorio che attira gli interessi criminali di organizzazioni che sotto il duplice profilo del riciclaggio del denaro che accumulano per le attività illecite che commettono oppure proprio per entrare nel sistema degli appalti pubblici cercano di essere presenti sul territorio. Devo dire però che la collaborazione delle istituzioni e una presenza attenta dell'autorità giudiziaria ci consente di contrastare efficacemente il tentativo. È una regione a rischio, io peraltro ho deciso di tenere per me la delega all'antimafia e la gestione dei beni confiscati alle mafie. È un'iniziativa su cui vogliamo lavorare, su cui anche la Regione del Veneto vuole fare la sua parte, mettendo a disposizione gli uffici competenti e soprattutto mettendo a disposizione tutti quelli che sono gli strumenti che la Regione come la nostra, una Regione come la nostra, può sicuramente assicurare per garantire giustizia e soprattutto per la lotta alla mafia, che deve essere una sfida in cui anche la Regione del Veneto, anche la politica deve essere in prima linea. Così il Presidente del Veneto Alberto Stefani. Torniamo all'intemerata di Roberto Marcato di cui abbiamo parlato poco fa, abbiamo commentato ieri questo scontro tra Zaiani e Salviniani, così hanno titolato oggi i giornali all'interno della Lega in Consiglio regionale. Andiamo in diretta da Filippo Fois che vedo in compagnia del capogruppo Riccardo Barbisan. Le critiche di Marcato erano state rivolte proprio ai capigruppo del centrodestra, e cioè Barbisan e Borgia. A te Filippo Fois. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Diretta Veneta e grazie naturalmente a Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega. Dunque il direttore ricordava adesso in studio come siano stati sollevati più di qualche dubbio sul suo intervento di ieri da parte di Roberto Marcato, sul fatto che non fosse stata difesa a sufficienza l'operato della giunta precedente durante il dibattito che c'è stato in aula. Mi ha sorpreso, ma devo dire anche che mi sono subito chiarito ieri con Roberto Marcato. Il mio intervento, per chi ha avuto la pazienza di vederlo, per chi lo volesse rivedere, ha difeso la Regione Veneto nell'operato dei suoi ultimi 15 anni, nei quali io 5 anni durante la 10ª legislatura ci sono stato e ho votato tutto convintamente, sul tema della sanità, che rappresenta il 90% del bilancio della Regione, visto che siamo in sede di bilancio, ora in assestamento.
Parlamento, ho difeso la Regione sul tema della Pedemontana, che per il modo in cui è stata costruita ha dei riflessi sul bilancio, ho difeso la Regione sul tema del dissesto idrogeologico, ho difeso la Regione sul tema di non applicare l'addizionale IRPEF, e quindi mi sembra di aver difeso la Regione. Ovviamente io... perché ci sono questi malumori? Perché anche l'ex assessore Calzavara ha manifestato, diciamo, un certo malcontento. Adesso però io faccio fatica a rispondere per gli altri. Io dico quello che ho detto e rispondo di quello che ho detto, e ho la coscienza tranquilla, nel senso che avendo fatto parte anch'io delle amministrazioni Zaia nella 10ª legislatura, quella bellissima del referendum per esempio, quella difficilissima del Covid, quella della Pedemontana anche, quindi una legislatura carica, e avendo condiviso quella della riforma delle ULS, e quindi avendo anch'io fatto parte, votato tutto, ovviamente non potrei sconfessare me stesso. Da quando si parla, ne parlano parecchio i mezzi di informazione, poi lasciamo andare perché deve scappare una commissione, anzi lo ringraziamo che è qui, di due partiti, uno formato da Zaiani e un altro formato invece da Stefaniani, quindi la vecchia guardia, per così dire, quella della giunta precedente, invece i giovani che adesso hanno preso il loro posto in giunta. Ma guardi, io non so, perché siamo tutti leghisti. Ho parlato ieri proprio con Roberto Marcato e so che Roberto è nato leghista come me, è cresciuto leghista e morirà leghista, quindi mi sembrano derivazioni del discorso giornalistiche che ci sono sempre state, dove si vuole un pochino, diciamo, dare l'idea che questo nuovo corso voglia, ho letto qualcosa, tagliare un po' i ponti col passato. Sì, abbiamo il presidente Zaia, presidente del Consiglio, abbiamo gli ex assessori che sono presidenti delle commissioni in Consiglio più strategiche, perché l'assessore Lanzarina è diventata presidente della 5ª commissione, il vicepresidente De Berti prima è presidente della 2ª e consigliere delegato alle infrastrutture, Roberto Marcato era l'assessore allo sviluppo economico, oggi è presidente della commissione agricoltura, artigianato e industria, cioè l'omologa di cui lui, delle materie di cui lui si occupava prima, quindi io vedo una continuità anche in queste scelte che sono state fatte prettamente in ambito consiliare e nelle quali io ho preso parte e ho voluto che fossero così. Quindi bisogna chiedere a loro, ma credo che i chiarimenti che abbiamo avuto siano stati sufficienti per sgombrare il campo da ogni polemica. Grazie a Riccardo Barbisani, buon lavoro adesso in commissione. Tra l'altro, se abbiamo ancora un minuto, vedo che c'è Jonathan Montaner, giusto per sentire cosa ne pensa anche l'opposizione dello scontro che c'è stato, siamo in diretta, dello scontro che c'è stato ieri tra la vecchia guardia della Lega, dicono, e il nuovo corso di Stefani. C'è effettivamente una spaccatura all'interno del partito? Buongiorno, è semplicemente emerso quello che noi tutti i giorni vediamo, viviamo e percepiamo in questo palazzo. Lo si vede anche nell'attività legislativa, l'assessore che propone la legge, il presidente di commissione che ne propone anche lui una, così dopo vengono messe insieme, ed è la commissione che vota. È evidente che c'è una nuova pattuglia leghista con una nuova composizione di centrodestra che avanza, e c'è quella che prima per anni ha governato, partendo dallo stesso presidente Zaia, che è evidente, è chiaro, lo si vede, lo si sente, ne parliamo in bar, nei corridoi, ci facciamo le battute, ce lo diciamo francamente. È chiaro che c'è questa sopportazione forzata tra loro, tra l'altro su una duplice visione di regione, tra quelli che dicono noi facciamo meglio di voi, e lo stanno dimostrando anche col bilancio, dove l'avanzo che stiamo discutendo, i 163 milioni, sono un avanzo del bilancio di quando c'è ancora Zaia, Marcato che dice ma voi nessuno ci ha ringraziati, Calzavara che gli ha detto al microfono che si sarebbe aspettato un po' più di gratitudine, ma quale trovata giornalistica? Questi qua si sopportano politicamente, intendo sia chiaro, poco e male, lo si vive ogni giorno. A queste tensioni bisogna aggiungere le tensioni che hanno con la destra, con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ricordatevi che al Corecom in aula più di una dozzina di consiglieri si sono astenuti dal voto del presidente del Corecom, che era l'ex consigliere di Fratelli d'Italia Razzolini.
C'è diciamo una dialettica molto vivace. Noi dobbiamo, per usare un eufemismo, ecco, Montanariello. C'è una dialettica molto vivace, ma che su alcuni temi va bene se la facciamo noi in politichese, ma fa male alla regione, fa male ai cittadini, perché questa dialettica dopo evita una discussione franca e distesa sulle liste d'attesa, sulle Romea, le infrastrutture, i problemi della pesca. Stiamo discutendo qua da 3 giorni, adesso se lo dico io sembra che sia politica, ma questi negano che ci sono le liste d'attesa e nessuno ha parlato di una serie di problemi. Perché? Perché hanno parlato dei problemi che hanno tra loro, basta rivedersi gli interventi di Calzavare e di Marcato, cioè non è una narrazione, è un fatto reale. Grazie Jonathan Montanariello, buona giornata. C'è una pausa dei lavori, adesso ci sono anche delle varie commissioni che stanno per cominciare, comunque per ora qui dal Consiglio regionale è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Filippo Fois da Palazzo Ferrofini con il nostro operatore Simone Merlo. Grazie molte Filippo, continueremo a seguire questi scontri fratricidi. Vediamo a Bassano del Grappa altrettanta tensione, tuoni e fulmini tra Fratelli d'Italia e Gianluca Pietrosante. Aperte le virgolette, il primo atto politico di Futuro Nazionale a Bassano è un accordo con il PD per la gestione della provincia di Vicenza. Chiuse le virgolette. Parola di Nicola Giangregorio, presidente del circolo bassanese di Fratelli d'Italia, che spara così ad alzo zero sulla posizione del movimento di Vannacci sull'asse tra Finco e Possamai per la provincia. L'attacco è durissimo e cannoneggia la Casa dei Comuni definendola un inciucio fra i sindaci di Bassano e Vicenza, fra Lega e PD, all'insegna delle larghe intese per accaparrarsi poltrone. Tutto nero su bianco in una nota diffusa dai meloniani bassanesi che non perdono occasione di gettare benzina sul fuoco del rapporto fra il partito e Gianluca Pietrosante. Già, perché proprio dello scapigliato animatore della destra cittadina, qualcuno direbbe anche destra brenta, stiamo parlando, visto che è diventato il referente del generale Vannacci a Bassano, il quale risponde a stretto giro di posta dicendo di essere diventato un'ossessione per Giangregorio e i suoi, e sottolinea che la Casa dei Comuni è abitata anche da sindaci appoggiati da Fratelli d'Italia nel Vicentino. Altro che inciuccio, fa sapere Pietrosante, il quale dice pure che la nuova provincia mira a superare le logiche di partito. A conti fatti il rapporto già arrugginito fra ex è destinato a diventare ancora più burrascoso e non aiuta certo la faglia che si sta aprendo fra i due continenti del centrodestra, Lega e Fratelli, all'interno del mondo amministrativo bassanese. Tanti piccoli scossoni e qualcuno potrebbe chiedere se sia in arrivo il terremoto, quello forte. Grazie a Ferdinando Garavello. Vediamo la Casa dei Comuni, siamo sempre nel Bassanese, anzi a Bassano, 40 sindaci pronti a firmare il documento che sancisce l'asse Possamai-Finco. Vediamo. Prende corpo il progetto trasversale con l'esclusione per ora di Fratelli d'Italia che punta a ridisegnare gli equilibri della provincia di Vicenza. Dopo il documento firmato dai sindaci dei 9 comuni sopra i 15.000 abitanti per un totale di 323.000 residenti, sta circolando anche quello per i comuni piccoli e medi, ma non meno importanti. Secondo le prime indiscrezioni sono già una quarantina i sindaci che aderiranno. I primi firmatari sono Giacomo Possamai per Vicenza, Nicola Finco per Bassano, Riccardo Masiero per Arzignano, Gian Antonio Michelusi per Tiene e Cristina Marigo per Schio, Maurizio Zordan per Valdagno, Silvio Parise per Montecchio Maggiore, Pierluigi Giacomello per Lonigo e Gian Antonio Stangerlin per Cassola. Il documento rilancia la provincia come casa dei comuni, luogo di collaborazione tra amministratori di appartenenze politiche diverse sui grandi temi del territorio: viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo, protezione civile e pianificazione. Dietro il richiamo all'unità si consolida un asse tra Possamai, esponente del centro-sinistra, e Finco, espressione della Lega, con l'obiettivo di costruire una maggioranza trasversale che richiama l'esperienza delle liste Casa dei Comuni 2021. L'obiettivo dichiarato è di preparare il terreno per l'elezione del Presidente nel 2027.
Un percorso che irrita Fratelli d'Italia, il primo partito del centrodestra vicentino, tanto che il presidente della provincia, Andrea Nardin, appunto di Fratelli d'Italia, non esita a dire: qui si è riunito un gruppo di comuni più rappresentativi certamente, ma io, come tanti altri piccoli comuni, credo non vogliono farsi imporre quelle che sono le scelte dei grandi, e quantomeno un coinvolgimento sarebbe stato opportuno, perché le decisioni prese dall'alto non sono mai ben viste. Ancora la politica, da ieri Raffaele Freda è ufficialmente il nuovo presidente provinciale di Fratelli d'Italia. Sarà lui a guidare i meloniani nel percorso verso le amministrative del 2027. Il lavoro che dobbiamo perseguire da qui in avanti è proprio quello di costruire un circolo in ogni comune e aumentare il numero degli amministratori locali. Raffaele Freda stappa la bottiglia quando viene ufficialmente eletto presidente provinciale di Fratelli d'Italia a Treviso, sperando che questo tipo di festa si replichi al momento delle urne, non solo le politiche ma anche e soprattutto le amministrative. Sarà lui a guidare i meloniani nei prossimi delicati mesi di incontri, vertici ed equilibri da aggiustare in un centrodestra mai tranquillo quando si parla di candidati sindaci. Nel 2027 ci sono tante sfide da Conegliano a Montebelluna e nel 2028 c'è il traguardo Treviso. Nulla di scontato, nemmeno nel capoluogo della Marca. Fratelli d'Italia ha sempre giocato il ruolo del collante del centrodestra. Questo non significa però che non abbiamo le nostre prerogative, che non abbiamo delle persone all'interno del nostro partito che possono essere valorizzate come candidati sindaci. 35 anni, capogruppo d'opposizione a Preganziola, dopo il commissariamento di Emanuele Loperfido, la scelta del candidato unico per mantenere unità, evitare divisioni incorrenti ed essere compatti, con un collegamento diretto con il vertice regionale. Per le prossime amministrative c'è una intesa di massima, ci siamo incontrati come segretari regionali delle varie forze politiche del centrodestra. L'obiettivo è in tutti i comuni far trovare candidature unitarie da parte di tutte le forze politiche e civiche anche vicine al centrodestra, che mettano in condizione appunto anche i nostri elettori e i cittadini della Marca trevigiana di poter avere la buona amministrazione del centrodestra. Così il senatore Raffaele Speranzon. Chiudiamo questa prima parte di Focus TG con la cronaca, la storia del Tribunale Civile di Venezia, che ha condannato la società agricola che gestiva una malga sul Monte Verena a risarcire con 114.000 euro un escursionista veneziano che è rimasto gravemente ferito dopo essere stato caricato da una mucca. Vediamo. Una passeggiata sull'altopiano dei 7 comuni si è trasformata in un incubo perché era stato incornato da una mucca. Il Tribunale Civile di Venezia ha riconosciuto un risarcimento di 114.000 euro a un escursionista di Favaro Veneto, oggi 70enne, travolto da una mucca durante un'escursione sul Monte Verena. L'incidente risale al giugno di 6 anni fa. L'uomo, insieme ad altri amici, percorreva il Sentiero della Pace CAI 621 quando il gruppo si è trovato davanti a una mandria. Dopo aver chiesto al malgaro se fosse possibile proseguire, gli escursionisti hanno ricevuto il via libera. Ma poco dopo una mucca si è staccata dal branco, caricando alle spalle il 70enne e scaraventando la terra. L'animale lo ha poi colpito una seconda volta, mentre altre mucche lo avevano circondato. Solo il coraggio degli amici, che hanno allontanato gli animali battendo le racchette da trekking e urlando, ha evitato conseguenze ancora più gravi. Il consulente del tribunale ha accertato un'invalidità permanente per l'escursionista del 22%. La giudice Francesca Grassi ha condannato la società agricola che gestiva l'alpeggio a risarcire i danni subiti dall'escursionista, quantificati in 114.000 euro. Servizio di Ivano Tolettini, andiamo in pubblicità, ma state con noi perché parleremo degli ultimi episodi di violenza giovanile, l'ultimo nel Trevigiano riportato dai giornali, anche dai giornali nazionali, cioè quello di 2 gemelli 14enni che sono stati torturati, seviziati da una baby gang che accusava i 2 gemelli di avere fatto le spie. Andiamo in pubblicità, ne parleremo con il dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta, qua in studio, a tra poco.
Un grave episodio di bullismo che è finito su tutti i giornali nazionali, protagonisti 2 fratelli 14enni picchiati, spogliati ed umiliati da un branco di coetanei. Sul fatto stanno ancora indagando i carabinieri che hanno già identificato 8 dei 10 bulli. I genitori hanno detto: abbiamo denunciato perché questi fatti non devono accadere più. Ci mancherebbe altro, queste sono violenze che vanno immediatamente rese note alle forze dell'ordine. Vediamo il servizio di Marta Marangon. Attirati con l'inganno in un campo, derubati dei cellulari e dei soldi, costretti a spogliarsi e una volta rimasti in mutande, spinti ed obbligati ad addentrarsi tra le piante di soia fino a raggiungere gli irrigatori a pioggia che li hanno bagnati con il forte getto d'acqua, il tutto tra le risa e le bestemmie di un gruppo di bulli che hanno filmato la scena con il cellulare. Vittime 2 gemelli 14enni, le violenze tra Coneglianese e Vittoriese. I ragazzini, tornati a casa fradici e sotto shock, hanno in parte raccontato l'accaduto ai genitori, che hanno appreso la reale gravità dei fatti quando sono andati a denunciare dai carabinieri. Mio figlio, quando comincia a parlare davanti ai carabinieri, che loro sono bravi a fare domande, abbiamo capito che è stato 4 ore e mezza di picchiarlo, umiliarlo, farlo bagnare sotto il gettone dell'annaffiatore dei campi, nuovamente picchiandolo, lo rimettevano di nuovo nel campo obbligandolo. A tutto questo loro facevano delle chiamate, facevano arrivare altri amici per guardassero. Poi si scopre che c'è pure il video che sta girando nella chat dei bulli. Pare che la spedizione punitiva sia stata organizzata per vendetta di una cosa che peraltro i 2 fratelli non avevano nemmeno fatto. I carabinieri ora conducono le indagini. Identificati già 8 dei 10 ragazzi, tutti minorenni tranne uno, verranno segnalati alla procura del Tribunale dei minori. Al momento le accuse sono di violenza privata, rapina e percosse. Io quando vado a letto l'unico che faccio è pensare nel momento che ha passato i miei figli. Non tanto dell'aggressione fisica, perché magari erano pochi lividi, però la parte psicologica di stare in ostaggio così 4 ore e mezza è una roba brutta. Tra l'altro piangendo tutto il tempo, piangevano e nessuno aveva compassione, empatia e niente. Io non riesco a capire perché venga fatta questa cosa qua. Oddio, secondo me una spiegazione me la sono data. Probabilmente le famiglie non riescono a dire di no ai ragazzi, non riescono a mettere dei limiti. È più facile dire di sì piuttosto che no. E i ragazzi non hanno più regole, non hanno più la famiglia dietro che li educa, che gli spiega cosa è giusto, cosa è etico, qual è la morale, come va affrontata la vita. I genitori faranno seguire i figli da una figura specializzata che li aiuti a superare il trauma subito. Resta grande amarezza per l'assenza delle famiglie dei bulli. Io sono sempre per il perdono, bisogna vedere che atteggiamento uno decide di usare. Fino ad ora a me non mi sono arrivate le scuse di nessuno, tranne della mamma di uno. Degli altri io non ho mai visto nessuno in tutti questi giorni. Potevano venire a scusarsi, sanno benissimo cosa hanno fatto i loro figli. Uno dei tanti episodi gravissimo in questo caso di ragazzi che vengono proprio torturati anche psicologicamente, non solo fisicamente. Ne parliamo con il dottor Mirko Casteller. Buongiorno dottore. Buongiorno dottore, grazie. Bentornato. Abbiamo titolato sulla ritualità dei violenti, no? Cioè qualcosa di ancestrale. Chi sbaglia viene messo all'agonia, punito, castigato. Ma direi che mai un titolo è così centrato rispetto all'argomento, perché se noi guardiamo il metodo con cui hanno aggredito questa coppia di ragazzi, di gemelli, ricorda i riti medievali, dove venivano portate queste persone per la colpa del tradimento all'interno dei terreni, dei campi, veniva usata l'acqua, venivano usate le bastonate, venivano usate le percosse, venivano usate le offese, quasi che la società, un po' tutta la società, questo gruppo, giudicasse coloro che hanno tradito. Che hanno tradito chi? Non il singolo, ma il gruppo stesso. Qui non siamo in presenza di una baby gang, direttore, assolutamente. Questa è un'aggregazione spontanea su un unico elemento, non essere stati allineati al gruppo. Quindi perché si racconta delle situazioni magari negative, a quel punto ci possono permettere, soggetti allo stato brado, definiamolo così, di giudicare le persone in questo modo qua.
Quindi io direi che siamo pienamente nella ritualità. Ecco, peraltro in questo caso non si tratta di ragazzi di seconda generazione, no? Sono ragazzi italiani, italianissimi. Quello che stupisce, o meglio, che ci toglie qualsiasi alibi proprio alla società, perché sarebbe stato molto più semplice dire che sono ragazzi di seconda, terza, quarta generazione, ormai lo stereotipo proiettivo di giudizio è fortemente presente. Ma qui apre il tema forte di questo periodo storico, cioè l'educazione di questi ragazzi. Ora, l'educazione sta in capo agli adulti, non sta in capo ai ragazzi. Cioè tutto il tema ad esempio della privacy, dei loro telefonini, dei loro social, che i genitori non possono a ragazzi di 13-14 anni poter guardare, è una delle cose più sbagliate che si fa da genitori. Il tema dell'educazione è fortemente presente nella famiglia, nel concetto di genitori all'interno della famiglia. E questi sono dei soggetti che sono nati probabilmente nelle famiglie bene e si sono permessi di giudicare all'agonia con il rito medievale, come l'abbiamo definito, quello che era un gruppo di ragazzi che hanno fatto un grande errore, secondo loro, dire la verità. Perché sembra quasi che l'interpretazione della verità nei social sia molto più importante di avere il coraggio di assumersi delle responsabilità nella realtà. E attenzione, lo dico ai genitori, nel momento in cui voi avete a casa vostra il vostro figlio, che è un figlio tranquillo, sereno, quando si aggrega nel gruppo e ha obiettivi comuni non ci sono più meccanismi di difesa etici e morali. Il gruppo tende ad annullarli e questo è un esempio. Magari i ragazzi che singolarmente potevano essere delle figure molto tranquille all'interno del gruppo sono legittimati ad agire con situazioni estreme come queste. Ecco, il ruolo dei social in queste e in altre circostanze, no? Il fatto di riprendere queste immagini e poi di mandarle su TikTok piuttosto che su Facebook. Guardi direttore, abbiamo detto più volte in questi studi, con lei abbiamo affrontato questo tema. Lo specchio digitale è uno specchio che non perdona. Il ritratto di Dorian Gray lo insegna, cioè tu ti guardi a questo grande ritratto, il ritratto invecchiava sempre di più nel momento in cui tu facevi dei peccati e lui era sempre più bello. Quello che sta succedendo nei social è che chi sta in panchina, cioè chi non agisce, che non ha agito come gruppo fisicamente nei confronti di questi due gemelli, è peggio, molto peggio di colui che agisce fisicamente. Per quale motivo? Perché la violenza digitale è eterna, non è in quel momento, è drammatico in quel momento, ma quel momento, se contenuto da azioni, dalle forze dell'ordine, da persecuzione anche in termini di orientamento a una nuova cultura, la cultura della non violenza, si può cercare di risolverlo, ma quando tu quella violenza l'hai filmata, l'hai messa nel digitale, diventa eterna, è infinita, cioè chiunque la può rinviare, replicare, inoltrare, e ogni volta che c'è un inoltro, ogni volta che c'è un like su un video di questo genere è la violenza stessa, tu stai facendo violenza come la stanno facendo loro fisicamente. Ecco, tornando alle famiglie, dottore, no, che hanno ovviamente delle responsabilità nella a volte totale mancanza di educazione, cos'è che impedisce a questi padri, a queste madri di riuscire così in qualche modo a correggere il percorso di questi ragazzi? Quello che io posso dire, vedendolo costantemente nella pratica clinica, è che gli adulti devono essere adulti. Cioè devono avere il coraggio di imporre regole, di non farsi sostituire dalla giustizia, cioè da quelle norme che anche oggi in Italia stanno crescendo, dove in qualche modo vengono tolti i social sotto una certa fascia d'età, che va benissimo, devo dire, perché evitiamo il sistema dopaminergico e quindi la dipendenza dai social, però contemporaneamente non si possono sostituire il ruolo di questi genitori. Il genitore, in quanto tale, indipendentemente dall'età con la quale si approccia il figlio, deve essere un adulto, non deve essere un amico del figlio, non deve essere un fratello, oggi c'è la fratellanza genitoriale, perché nel momento in cui noi ci poniamo in termini di regole sociali nella stessa posizione o addirittura sotto la posizione dei propri figli, con una sorta di edonismo, questi figli spesso individuali ma anche che non hanno fratelli, singoli all'interno delle famiglie, hanno un atteggiamento quasi di idolatria
che però mette in discussione il ruolo come genitore, come padre, come madre. E attenzione, se questi figli non trovano all'interno della famiglia un ruolo di padre e madre, lo cercano all'esterno. Di quel gruppo, chi è il padre e la madre, se non l'aggregazione e la violenza? In quel caso il padre, cioè il modello, o la madre, i modelli sociali è l'aggregazione e la violenza. È un fallimento non solo da parte della società, è anche dire è colpa di mio figlio, cioè è stato lui, non sono stato io. Mi dispiace, la proiezione di responsabilità sociale nelle azioni penali finché un soggetto è minore è diretta ed è in questo stato, ma non solo, anche in termini morali e etici, anche dell'adulto. Gli adulti, i genitori, non possono dire è stato mio figlio. Cioè è una contraddizione nell'essere. Come puoi dire a tuo figlio di 13-14 anni che la colpa è sua e tu non c'entri? Il tema vero è qual è il modello educativo che ha portato quei ragazzi a permettersi di esercitare una gogna medievale, perché proprio il rito, come ha detto lei nel tiro, il rito è perfetto, è proprio i riti storici, cioè in cui si percuote, si usa l'acqua, si in qualche modo per il senso di colpa, per far maturare nell'altro e per chi guarda il fatto che non si può più permettersi di mancare di rispetto a un gruppo, perché questa azione è un'azione che oggi noi individuiamo in quei due soggetti poveri a cui vanno tutti la mia vicinanza, ma è un esempio per gli altri, per chi guarderà. Non tradirete mai più, perché noi altrimenti vi mettiamo in quella condizione e in quella condizione voi sarete gestiti rispetto a questo meccanismo. Va rotto, perché altrimenti il modello di riferimento è il gruppo e non è la famiglia, i genitori o addirittura le istituzioni, perché poi elevando all'ennesima potenza questa azione, chi impedisce un domani la forma di anarchia verso lo Stato per rappresentare i diritti propri, non diritti di massa, perché al limite un'anarchia, cioè un'interpretazione unilaterale per dei diritti di massa, possiamo anche dire, ma propri? Certo. Ecco, poi c'è anche il problema, dottor Castellet, di una impunità generale, no? Nel senso che si vede spesso che rispetto a queste violenze, a queste vessazioni, non ci sono risposte che portino questi ragazzi a ravvedersi, e questo lo si può ottenere, almeno finora è sempre stato così, attraverso adeguate pene, perché qui siamo di fronte a dei reati. La sensazione che io ho quando vedo queste famiglie è di essere a teatro. C'è una sorta di gerarchia geriatrica che osserva il fenomeno sociale come fosse a teatro nelle prime file, e sopra il palco in questo teatro i giovani, le nuove generazioni che si stanno ammazzando tra di loro e con il ruolo. Ecco, noi dovremmo rompere questo meccanismo, perché non c'è un bene o un male ideologico e nemmeno politico, non c'è un bene o un male istituzionale, non c'è nemmeno un bene o un male, anche se questo ci farebbe molto comodo, appartenente all'etnia di provenienza. Questo ne è un esempio, qui erano italiani, voglio dire, questa è una delle caratteristiche. Quello che il bene e il male è una questione che è interna e morale e dà senso alla vita, non è un elemento che viene dall'esterno, è dentro di noi. Quello che va fatto in questi ragazzi è ricostruire il concetto di bene, rispetto, e il male, dando senso alla loro esistenza. Possiamo tentare di dire li allontaniamo queste seconda e terza generazione? Allora, sono in Italia. Mandarli via tutti costerebbe l'ira, una cosa, anche solo in termini economici. Dobbiamo fargli capire che probabilmente appartenere a un sistema come la nazione italiana è un valore aggiunto anche per loro, perché comunque sono qui. E ripeto, questo è un evento in cui si vede chiaramente che il tema aggressione è ormai nel DNA delle giovani generazioni di questa società. Gli adulti, e anche quelli molto adulti, non possono rimanere in una condizione di osservazione dal loro punto di vista privilegiato, cioè non possono avere la disponibilità economico-finanziaria per pagare le prime file e guardare il teatro del conflitto e dell'aggressione, perché prima o poi gli schizzi di quelle aggressioni potrebbero arrivare nelle prime file degli adulti. In certi periodi storici, Bologna insegna, certo, e altre forme di aggressione importanti le abbiamo viste, quindi forse è meglio una sorta di patto sociale che riequilibri un po' il rapporto anche tra generazioni. Ecco, abbiamo visto tanti casi di violenze da parte dei cosiddetti Maranza, e poi c'è una situazione che è quella dei minori stranieri non accompagnati,
di cui da più parti si chiede il rimpatrio, tra questi il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, e sentiamo cosa ci ha detto. Potrebbero arrivare nuove disposizioni in materia di rimpatrio per i minori stranieri non accompagnati. Ad annunciarlo durante la trasmissione Ring di Antena 3 condotta da Ferdinando Avarino, il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, parlando del nuovo decreto legge in materia di immigrazione e giustizia che dovrebbe approdare nell'Aula del Senato questa settimana e che allinea l'ordinamento italiano alle regole del patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Qui la Lega vuole inserire la proposta di rivedere la procedura per il rimpatrio assistito volontario dei minori stranieri non accompagnati, spiega Ostellari. La nostra intenzione è quella innanzitutto di abbassare l'età, quindi non più garantire una protezione totale al minore straniero non accompagnato che arriva nel nostro paese fino ai 21 anni, ma ad esempio portarla ai 19, se non anche ai 18, e già lì abbiamo un notevole risparmio. Poi però vogliamo che quei minori stranieri non accompagnati che commettono reati nel nostro paese e che non vengono qui per mancanza di una famiglia di origine, ma vengono qui con ben altre intenzioni, siano riaccompagnati a casa. Attualmente la legge Zampa del 2017 garantisce il divieto assoluto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati. Noi vorremmo che la competenza passasse quindi al prefetto, decisioni quindi più veloci e decisioni comunque sempre a tutela anche dello stesso minore, perché se il minore, che ne so, egiziano, ha effettivamente una famiglia di origine in Egitto, è forse più giusto che se ne torni in Egitto, se qui è nel nostro paese per commettere reati e per non ovviamente seguire un programma che dovrebbe essere un programma utile per salvare i ragazzi. Noi vogliamo salvare i ragazzi, ma salviamo quelli che però lo meritano. All'interno degli istituti penitenziari minorili, continua poi Ostellari, la metà della popolazione è composta da minori stranieri non accompagnati. Gli istituti penali minorili, che noi tra l'altro abbiamo aumentato, abbiamo aperto altri 3 nuovi istituti penali minorili con spazi, con tutte le attività rieducative possibili e immaginabili, ma il 50% è formato da minori stranieri non accompagnati e sono solo adesso, oggi, il 13.000. Da 20.000 siamo passati a 13.000 a livello nazionale di presenze. Eppure la metà dei nostri detenuti stranieri all'interno degli IPM è purtroppo costituito da loro. Ecco, molti reati compiuti anche da persone mentalmente instabili, squilibrati, che come è successo oggi a Padova prendono a pugni dei passanti senza nessun motivo. Dottor Castelletto, dobbiamo riaprire i manicomi? Guardi, la sua sembra una provocazione, ma è una lettura di realtà. Cioè, nel momento in cui abbiamo una presenza di azioni che non appartengono al perimetro del carcere, definiamolo così, o al carcere duro, ma abbiamo una perdita di realtà, allora o li lasciamo liberi, definiamoli così, liberi dalle cure, non tanto liberi dalle reclusione, liberi dalle cure, attraverso le perizie, perché poi sono le perizie dei professionisti che permettono a queste persone di non essere all'interno delle realtà carcerarie, che a mio avviso in alcuni casi non sono riabilitative, soprattutto in questi casi qua, oppure la proposta forte da fare è di prendere in mano la legge, Basaglia, e riaprire quei luoghi dove la pazzia, definiamola così, che è frutto non solo del singolo ma anche di una società, perché in quel periodo storico la pazzia veniva vista, ritrova un luogo di cura, ma soprattutto di distanza inclusiva rispetto alla società, per la protezione della società. Quindi la sua provocazione, per me sì. Si devono riaprire, si deve prendere consapevolezza che i centri di salute mentale, i CSM, sono saturi, non sanno, i miei colleghi sono in una condizione di ritmi di lavoro inimmaginabili, più di così non riescono a fare. Quindi abbiamo bisogno di luoghi fisici in cui poter gestire ciò che non è opportuno trovi luogo nella prigione per reati che sono reati diversi, ma non può nemmeno rimanere per strada a rischiare di inquinare, ma se non a quelle che sono le relazioni tra i cittadini. Quindi ci vuole un luogo in cui queste persone abbiano anche un luogo, se mi permette, riabilitativo e in alcuni casi di reclusione terapeutica, che non è mancanza di libertà. La reclusione terapeutica
è l'aiutare il paziente a prendere consapevolezza dei propri limiti e della propria patologia e trovarne una cura, come era in un certo periodo storico. Grazie molto al dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta. Andiamo in pubblicità con Francesca Pezzo, Andrea Basso, torniamo subito, a tra poco. Di nuovo in diretta con Focus, abbiamo parlato col dottor Casteller dell'esigenza di riaprire delle strutture che si occupino di coloro che hanno delle gravi patologie mentali, e continuiamo a parlare di sanità, pronto soccorso, in particolare con Tiziana Bolognani da Belluno. A te, Tiziana. All'ospedale di Belluno, quartier generale dell'azienda sanitaria della US Dolomiti, per fare il punto sull'attività dei 4 pronto soccorso, quello di Belluno, quello di Feltre, quello di Agord e quello di Pieve di Cadore, ognuno con le proprie specificità, numeri importanti, ma prima ancora di numeri ci sono le persone, lo ha ricordato bene il direttore generale Achille Di Falco, che oggi ha raccontato assieme ai suoi collaboratori qual è il valore di questo lavoro, ma soprattutto quanto è necessaria ancora oggi l'appropriatezza delle cure, vero? Il tema è esattamente questo: abbiamo un valore della squadra che deve essere rappresentato e deve essere riconosciuto. I numeri già ci danno queste indicazioni, ma i nostri professionisti hanno bisogno di potersi esprimere al meglio, e quindi ritorno al concetto dell'appropriatezza. Presentare a voi questi dati, avete visto, notevoli, insomma importanti, che possono mettere sotto stress la nostra organizzazione, ha lo scopo di comprendere quali sia, diciamo, l'entità dell'attività dei pronto soccorsi, capire bene il concetto dell'hub and spoke, dove è fondamentale che ognuno sappia fare esattamente le cose che deve saper fare in quel contesto, indipendentemente che siamo ad Agordo o che siamo a Belluno, e questo a scopo, insomma, di dare la garanzia del servizio al nostro cittadino. Tra questi numeri c'è anche l'attività del volontariato, del soccorso, che è altrettanto importante. Abbiamo parlato di, diciamo, attività di gestione delle prime vie aeree, della circolazione e quindi anche del respiro. Queste cose devono essere garantite a tutti i livelli, sia che siamo in hub, sia che siamo in spoke, sia che siamo in nodo della rete e sia che siamo nel singolo territorio. Ecco, nei primi mesi del 2026 gli accessi al pronto soccorso sono stati più di 65.000 e possiamo dire che quasi il 70% ricadono vengono identificati come codici bianchi o verdi alla dimissione, per lo più bianchi naturalmente, e questo significa che all'utente è richiesto poi il contributo alla spesa sanitaria, cioè il cosiddetto ticket. Il futuro del pronto soccorso, dottor Di Falco, quale potrebbe essere o come diventerà o come lo immaginate? Ci immaginiamo una realtà che possa integrarsi ancora di più con i servizi territoriali. Non possiamo immaginare il pronto soccorso come unica fonte di risposta. Ecco che il grande lavoro che stiamo facendo con l'applicazione del DM77, quindi le case della comunità, e il rapporto con i pediatri libera scelta e con la medicina generale deve e può integrarsi con l'attività di pronto soccorso. Il setting dei codici bianchi va bene che trovino una risposta del pronto soccorso, ma come avete sentito parte di queste risposte potrebbero essere date tranquillamente con l'assoluta competenza dalla medicina generale e dalle case della comunità. C'è una novità che abbiamo appreso proprio in questi minuti, cioè quello di poter avere un ambulatorio infermieristico probabilmente entro brevissimo tempo per la rimozione delle zecche, che torna, problema che torna puntuale, anche perché puntuali e gravi sono le conseguenze, possono essere le conseguenze causate dal morso di zecca. Sì, grazie per questo esempio. Mette in luce quanto il valore della squadra e lo sviluppo delle competenze di tutti i professionisti che fanno parte, in questo caso del pronto soccorso, possa aumentare l'efficienza. Nella fattispecie questo progetto, che di per sé non ha nulla di particolarmente innovativo, ma fa sì che alcuni professionisti
in accordo con i medici possano occuparsi di questo aspetto, liberando da un lato insomma, il tempo clinico per il medico, ma dall'altro sviluppando le competenze, quindi è una logica win-win per i nostri cittadini. Allora restiamo tra le Dolomiti per il progetto in rete che racconta la storia, l'innovazione digitale e l'eccellenza manifatturiera dell'occhialeria. Il progetto si chiama Terre dell'Occhiale. Il distretto dell'occhiale più importante al mondo si apre al pubblico e si svela in una veste completamente nuova. Parte da Pieve di Cadore il progetto Terre dell'Occhiale, ecomuseo dell'occhialeria bellunese, che trasforma l'immenso patrimonio industriale, economico e sociale delle valli del Cadore, dell'Alpago e dell'Agordino in un percorso culturale e turistico unico nel suo genere. È un sistema di ecomuseo collegato al Museo dell'Occhiale che porta il turista e l'appassionato a conoscere la storia dell'occhiale non solo nel passato ma anche nel contemporaneo. Con oltre 300 aziende, 13.000 addetti, il bellunese è il cuore pulsante dell'ottica mondiale. Oggi questo straordinario giacimento culturale fatto di storie, di design e di territorio esce dai confini delle fabbriche per diventare un ecomuseo vivo e diffuso, capace di unire il passato della tradizione artigianale alle sfide digitali del futuro. Con questo progetto, diciamo, portiamo questo sito alla conoscenza di tutti, agli fini non solo per i nostri fabbricanti, i nostri produttori di occhiali, per il Veneto, ma soprattutto anche per il turismo. Capofila dell'iniziativa è la Fondazione Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore, affiancata da una prestigiosa rete di partner pubblici e privati, tra cui l'Università di Padova, Confindustria Belluno Dolomiti, Anfao ed Ebo, con il sostegno di Fondazione Cari Verona. Il cuore del progetto è il Museo dell'Occhiale, ma l'ecomuseo è soprattutto esperienza reale sul territorio. Per la giornata di lancio di Terre dell'Occhiale, ecomuseo dell'occhialeria bellunese, tra l'altro anche il taglio del nastro della mostra Tra passato e futuro dell'occhiale del celebre fotografo Simone Bramante, ospitata negli spazi del Museo dell'Occhiale fino al prossimo 25 settembre. Servizio di Tiziana Bolognani con il nostro operatore Stefano Bozzi. E vediamo la partita a scacchi di Marostica, manca più di un mese ma si va verso il tutto esaurito. Restano ormai poche decine di biglietti per la rinnovata rappresentazione della partita a scacchi di Marostica, quest'anno impreziosita dall'inedita colonna sonora del maestro Valeriano Chiaravalle. Si attendono quasi 15.000 spettatori. Una cosa che non era mai successa, siamo arrivati, abbiamo fatto i conteggi proprio ieri sera, abbiamo venduto il 95% dei biglietti, quindi ancora veramente pochi posti disponibili e c'è tanta attesa e tanta attesa da tutto il mondo, perché abbiamo venduto dalla Finlandia all'Australia, agli Stati Uniti, biglietti proprio in tutto il mondo. Il 30% vorrei dire di biglietti abbondante sono da turisti che provengono da ogni parte del mondo. 2 venerdì e 2 sabati all'inizio di settembre riporteranno la città e il suo castello alla metà del Cinquecento, anche grazie alla presenza di 650 figuranti in costume d'epoca. Abbiamo avuto come al solito tantissime richieste e abbiamo dovuto lasciare a casa purtroppo tante persone. Abbiamo fatto un turnover importante che per questa edizione, ne faremo un altro per il 2028, lasciando spazio a tutti il più possibile. Le interpreti di Leonora e Oldrada, alla prima uscita pubblica, sono tra le novità di un gruppo di lavoro sempre più folto. In tempi di intelligenza artificiale, che cos'è? Qual è il fascino della partita a scacchi? Che è tutto semplicemente naturale, su uno scenario naturale che non può essere copiato. Servizio di Mirko Cavallino, vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Antonella Argenti, Lorenzo Damiano, Patrizio Del Prete, Romina Iace, Gennaro Marotta, Vivian Moro, Niccolò Rocco e Massimo Venturato. Tutto per questa edizione, grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Andrea Basso. Ci vediamo stasera alle 21:20 se lo vorrete. Arrivederci, buona giornata.